Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Enrico Mulas in diretta, grazie alle medie di Andrea Farris, dal campo comunale Fausto Coppi di Serramanna, per raccontarvi la sfida valevole per la 13ª giornata, ultima giornata del girone di andata del girone B di prima categoria fra il Gialetto Serramanna ed il Calcio Decimo Puzzu. Palla lunga verso il numero 7, palla verso Mattana, attaccato invece da 3 addirittura giocatori in maglia nera alla squadra di... E c'è un grandissimo gol! Un gol bellissimo di Omar Moci! Ed è 1-0, sblocca questa sfida di alta classifica con un lampo! Palla dall'altra parte, ancora per il suo capitano, ancora Moci prova il tiro, anzi no, l'allargata per l'altro Moci. Cristian, il numero 10, palla messa in mezzo! E non arriva la doppietta del capitano del Decimo Puzzu. Ancora palla per Fois, con calma per Ena, il numero 4 trova il suo numero 7 Coccodi, poi prova il tiro. La Gialetto, un lampo, il primo di questa partita per la squadra di casa della Gialetto. Invece no, ancora lo scambio con Coccodi. Ena era rimasto in zona, Coccodi la mette in mezzo dove c'è Ruggiero! Cosa stava per fare il numero 5 in acrobazia dopo un cross sul secondo palo di Coccodi? La spizzata buona di Ladu per Safe che prova in mezzo a 4, non riesce a trovare la via del tiro. Asuni messo a terra, Safe, ancora Ladu, prova Piras, impegna Simone Ena che si distende sulla sua destra. La seconda giornata di campionato per il Gialetto che ne ha perso solo una all'esordio, 2-1 fuori casa, per il resto tutte le altre vinte. Prova Omar Moci a creare qualche problema a Boassa che con i pugni si rifugia in calcio d'angolo. Fra le fila del Decimo Puzzu intanto batte prima questo calcio d'angolo Ena, palla che viene spazzata da Omar Moci. Sono in due, prova da lontanissimo Argiolas. Sinistra, prova ad andare in mezzo, trova solo Sonco, attenzione perché è tutta in avanti la squadra ospite. Qua prova a sgasare Led, a servire Sabiu, non riesce a fermarlo Fois. Sabiu, palla in mezzo, la inchioda Boassa. Probabilmente ha cercato in realtà un tiro, è il numero 22, infatti si lamentano sia Ledda che Usai. Chiudere la partita contro Fois, sono in due, c'è anche Magia. Apertura verso Ledda, sbagliata ma sbaglia anche Ruggiero. Ledda con una magia, Ledda col mancino, palla alta sopra la traversa della porta di Boassa. Lasciato lì Alessio Ena, ancora Orru prova a metterla in mezzo, c'è Coccodi col mancino, fermato. Allora il tiro e la paratissima di Medda, salvataggio sulla linea, incredibile, cosa sta succedendo? Prima di Simone Ena e poi qua va giù, attenzione, non c'è, e calcio di rigore per la Gialetto Serramanna all'ultimo. E Simone contro Magia, va Magia fuori, sbaglia incredibilmente verso Medda, ancora Medda. Piras in qualche modo, Caboni mette in mezzo, cross basso, prova a girarla Ruggieri e il gol! Si toglie la maglia! 1-1 all'ultimo secondo, la pareggia la Gialetto Serramanna, sembrava insperato. Prende parecchi metri Alessio Ena a cercare Ledda, Medda invece di testa. 1, 2, 3, finisce così. Gialetto Serramanna, calcio Decimo Puzzu e storia. 1-1, prima a inizio gara Omar Moci, a fine gara i due capitani hanno segnato anche Magia. Finisce così.